Benvenuti in questa recensione del Friuli. Allora, dopo questa intro così veramente incredibilmente lunga, direi subito di cominciare a recensire gli ultimi episodi del Bel Friuli, a riassumerli, a parlarne. Allora, innanzitutto io direi subito di cominciare dall'episodio dove, intanto cerchiamo di fare il punto della situazione. In questi episodi abbiamo visto intanto Leslie che ha comprato un monopattino, anche se quello lo recensiremo per ultimo perché appunto è stato l'ultimo episodio che è uscito. Abbiamo visto il ritorno del re, l'unico indiscusso, The King of Farming Simulator 180-90, pazzesco, e ovviamente non posso non citare quello che secondo me è il fattore clou di questa recensione, di questi ultimi episodi del Friuli, che è appunto il ritorno di Zig Bolo, un Zig col cazzo che ora dico per tutto il tempo, perché già mi sono stancato con la intro, figuriamoci se ripeto Bolo, che ha acquistato la vecchia farm di Happy Farming, con un Happy Farming che ora si è trasferito nella vecchia farm dell'Inner Circle. In più c'è anche da dire che è stata anche coinvolta Master Italia, eccetera, eccetera. Quindi questi episodi sono stati molto importanti anche per lo sviluppo di del Bel Friuli, di Happy Farming Day Channel. E quindi direi subito intanto di cominciare dal primo episodio. Cominciamo subito, aspettate che c'ho anche le foto qua. Questo in teoria sarebbe l'episodio del monopattino, l'ultimo che è uscito, però essendo che c'è anche l'auto, la Jeep o quel che cazzo è di Zig Bobobolo, mi sembra giusto comunque fare il quadro della situazione, anche perché mi sa che metterò anche questa foto come copertina della recensione, sempre. Ah no, non posso perché io il canale di Epifarming ce l'ho sul computer e mi secca poi che devo trasferire le immagini dal telefono al computer, quindi tanto vale che quello, insomma, la copertina che capita capita. Comunque, allora, un Zigbo Bobolo che si è trasferito lui nella vecchia farm di Paolo, un Zigbo Bobolo che dopo essere stato cacciato via, dopo aver insomma fatto danni, e il bello è che voleva pure cagare dopo che ha fatto quei danni, che era povero come la merda, non se lo inculava nessuno, ziccapo, alla fine è diventato lui il ziccapo, altro che cazzi. Insomma, quindi diciamo che un Zigbobobolo che secondo me combinerà più danni di Leslie in questa nuova farm, cioè nuova, nella vecchia farm di Happy Farming, nella sua nuova farm. Combinerà un sacco di danni, quella farm mi sa che è stata lasciata nelle mani sbagliate. Un Happy Farming che infatti nell'episodio del monopattino appunto ha voluto anche controllare come stava la sua vecchia farm, chi ci abitava, che notizia che era stata riferita da Leslie. E che niente, nel senso, c'è anche da dire che comunque Zigbobobolo, che ha fatto tutti questi soldi, ora vedremo come gestirà questa farm. In più c'è stato anche riferito da Happy Farming Day, e questa è una cosa fuori dalla storia del Belfriuli, che molto probabilmente ci sarà un legame, ci sarà un intreccio tra la storia del Belfriuli, di Happy Farming Day, Leslie e Ludmillo, e ovviamente ci sarà anche questo intreccio con la nuova farm di Zigbobobolo. Quindi Zigbobobolo sappiamo che sarà coinvolto nelle prossime vicende di Happy Farming, nei prossimi episodi, e vedremo come, in che modo si possano incontrare, perché nell'episodio del monopattino Zigbobobolo non era presente nella farm quando Happy Farming Day è andato a trovarlo col monopattino, quindi bisogna anche vedere com'è la situazione, come Zigbobobolo reagirà quando saprà che comunque è vicino a Happy Farming nelle sue attività, se bene, se male, se avrà qualche... Ma io non credo che comunque avrà qualche problema di aggressività contro Happy Farming, magari di rancore perché l'ha licenziato. E poi è un'opzione, è plausibile, ma io non credo, perché anche quando dopo
il buon Zigbo Bobolo lavorava a consegnare i pacchi, non so se vi ricordate quell'episodio dello Hall Friuli in quel caso, laddove la signora Concetta morì, non morì nel senso dopo che era morta, e c'era quella cosa del fantasma della signora Concetta e lui ha portato proprio un pacco da Bari, da Death Valley Bari, no? Dalla Valle della Morte della Puglia di Bari, no? E quindi mi pare si chiamava Bert, non mi ricordo come si chiama la cosa che porta i pacchi. In caso tu, Paolo, Happy Farming me lo scriverai in Premiere, sempre se riuscirò a metterlo in Premiere, oppure sotto nei commenti. Comunque, che cazzo devo dire? Ah sì, giusto, eravamo rimasti che intanto secondo me comunque la faccenda tra Zigbobobolo e Happy Farming non subirà rancore, nel senso io penso che Zigbobobolo non avrà rancore, però sarà tutto da vedere, mai dire mai. Direi ora di spostare l'attenzione nell'episodio del 180-90, che è tornato il King di Farming, il 180-90, un regalo da Raul Colon Colon Raul, un Colon Colon Raul Raul Colon Colon Colon, che è stato veramente gentilissimo nel riportare un pezzo di storia della All Friuli, perché questo è stato, è non solo un pezzo di storia comunque della storia di Farming Simulator, però bisogna mettere anche un pezzo di storia, una pagina di storia comunque anche del libro, del grande libro di Happy Farming Day Channel, di Farming Simulator, come ho detto prima, che rientra nella famiglia di Happy Farming Day. E di questo sono molto contento, quindi non solo nella All Friuli, ma anche nel Bel Friuli, questa- questo maestoso 180-90 si fa rivedere il re di Farming. All Hail King 180-90, inchiniamoci cazzo, questo è il re, porca puttana, e quindi sono molto contento anche perché comunque c'era tanta nostalgia sul 180-90 che ritorna nel bel motherfucking Friuli. Ah, in più mi sembra anche giusto che mi stavo dimenticando di citare anche l'episodio con i pioppi, cioè come si dice, della triniciatura di pioppi, se non erro, non sono molto pratico, nel senso non mi ricordo benissimo il nome, cioè di quell'episodio, era l'episodio 37, se non erro, perché il 36 era quello con Bolo, che comunque anche dal punto di vista del lavoro, come sempre ovviamente, però in questo episodio soprattutto, il Belfield si è concentrato parecchio, quindi Happy Farming si è concentrato molto, e in più voglio anche citare i battibecchi che ci sono fra Ludmillo e Happy Farming. Infatti mi ricordo quell'episodio dove Ludmillo doveva stare dietro ma non stava, oppure spingeva troppo Happy Farming. Insomma, come posso dire, dei dialoghi veramente straordinari. Infatti il nostro Happy Farming Day va lodato intanto vabbè per il suo lavoro, per la sua creatività, per la sua genialità nei personaggi, come anche nell'intrattenimento con i vari giochi tipo Run Simulator, Happy, vabbè, Farming Simulator col cazzo, è ovvio, certo, insomma mi sembra ovvio. E Two Point Hospital, ecco io poi purtroppo non ci sono riuscito in questi giorni, però cazzo devo fare lo speciale di Two Point Hospital e ovviamente anche di Farm Manager. Farm Manager che è una serie conclusa che devo fare lo speciale al più presto, solo che in questi giorni c'è troppo caldo, io non ce la faccio proprio, non ce la faccio a stare lì dietro, infatti anche per miracolo che faccio le recensioni perché c'è troppo caldo, quindi devo trovare una giornata più fresca così posso, come posso dire, rinfrescarmi la mente, così posso fare le cose con calma e per bene, perché quando c'è caldo non faccio le cose per bene. Passiamo adesso al prossimo episodio. Io direi di concludere con l'episodio del monopattino, un Leslie Shaw che col monopattino mi ricorda tantissimo Matt Riddle, che per chi segue la WWE, Matt Riddle va in giro a Monte Nitro con il monopattino. Comunque Leslie Shaw col monopattino che ha trovato, che intanto è tornato dopo un sacco di tempo, dopo quel danno che ha fatto, mi pare l'episodio 35 se non erro, o 34 o 35, che fece quel grandissimo danno, il buon Leslie, che come dice Paolo purtroppo non può licenziarlo perché altrimenti, che poi purtroppo per lui, ma per noi invece ci divertiamo noi spettatori, quindi possiamo ridere delle sue disgrazie, ovviamente scherzo, però è un personaggio fondamentale, quindi ci sta mantenerlo. Comunque, niente, nel senso,
che si fa rivedere dopo tanto tempo, e che Happy Farming Day se lo ritrova con questo schifosissimo pattino che lo ha pagato 1500 euro. Happy Farming allora dice, pensa, almeno è quello che penso io, però penso che in quel momento Happy Farming stava pensando, vabbè chi cazzo se ne frega, l'avrà pagato con i suoi soldi, invece no, l'ha pagato con i soldi proprio di Happy Farming stesso, Happy Farming incazzatissimo, Leslie! E quindi Happy Farming Day incazzato nero. E infatti dopo ha preso anche il monopattino, è andato da Zigbo Bobolo, anche perché, come vi ho detto prima, in precedenza, Leslie ha informato a Happy Farming che Zigbo Bobolo faceva parte appunto che aveva preso la loro vecchia farm. Solo che in quel momento Paolo, cioè Happy Farming, io su YouTube lo chiamo Happy Farming perché mi sembra giusto, anzi nella fanpage, poi nel resto faccio quello che cazzo voglio. Comunque, Happy Farming in quel momento ha visto che comunque stava per riconoscere dalle descrizioni di Leslie a quest'uomo nero, grosso, no? E a un certo punto è andato a trovarlo, ma non c'era in quel momento. Quindi in più, poi per guidare quel monopattino ci ha messo un casino, è caduto di faccia. No, allora è caduto una volta, però mi pare anche due. Cioè, nel senso perché la prima ha colpito di faccia, poi mi pare che è caduto pure la seconda volta e poi basta. O forse solo una volta, solo che mi ricordo male, però una volta è caduto sicuro. E gli scaleri di Happy Farming, mamma mia, con quel monopattino. Monopattino che penso che Happy Farming a quest'ora avrà gettato via, l'avrà distrutto nel carico dell'immondizia e niente. Povero Leslie che fa le cazzate, però poi il monopattino glielo butta pure. Ci sta, assolutamente. Veramente un qualcosa di fantastico. Un'altra battuta che mi ha fatto morire è Happy Farming con la motosega in mano che ha detto a Leslie ora ti taglio e Leslie che dice ma tanto cosa devi tagliare? Ha detto che io avere piccolino, io avere piccolino io, che per chi non ha visto The Hangover in italiano Una notte da leoni, Leslie Shaw, Ken Jeong che è l'attore che interpreta Leslie Shaw, c'ha il cazzo piccolo, proprio minuscolo. È un Fonsis, è una patatina Fonsis praticamente. Non so se avete presente le Fonzie. Ora so che dopo questa descrizione che vi ho dato mangerete le Fonzie con meno gusto, con meno voglia, dopo quello che vi ho detto. Anche perché giustamente, vabbè. Ma forse è anche più piccola della Fonzie, ma vabbè. Comunque. Questa era la recensione del Burn Free. E noi ci vediamo alla prossima.